Tornati in nostra compagnia, questa serata sarà un tema abbastanza forte, molto delicato, che affronteremo con i nostri ospiti. Avete visto il titolo: pensionati, anziani, quel che volete, di male in peggio, perché a parte quella la situazione che stiamo vivendo dal punto di vista economico in generale del nostro paese, a parte le grandi difficoltà per chi ha già una pensione non lauta, non d'oro, ad arrivare alla fine del mese o comunque ad aiutare i propri figli, i nipoti e quant'altro ad arrivarci, perché poi tantissimi si appoggiano sull'anziano, sul pensionato per riuscire ad avere prospettive, perché il lavoro non c'è più per tutti e non ce n'è neanche in prospettiva avanti. I pensionati vedono ulteriormente dei problemi che si affacciano all'orizzonte. Stiamo parlando in modo particolare nella regione del Veneto, dove si va ad approvare il bilancio regionale. C'è qualche ritardo nella tempistica, purtuttavia ecco, siamo arrivati più o meno al momento fatidico. Si profilano, c'è già stata una bocciatura, ma si profilano comunque dei tagli importanti che vanno a gravare naturalmente le fasce deboli, quindi non autosufficienti, coloro che hanno bisogno di un supporto, coloro che devono fare ricorso alle case di riposo. Noi abbiamo trattato a lungo questo argomento, affrontando e entrando nelle case di riposo, vedendo le dinamiche, rendendoci conto che peraltro molti non possono neanche più permettersi la casa di riposo, se questa poteva essere considerata addirittura un lusso. E poi ci sono le persone che hanno delle gravi disabilità, legate in parte all'età che avanza, legate ad altre disfunzioni funzionali. Tant'è che comunque ci sono questi tagli, spending review, che va naturalmente a gravare certe situazioni più fragili. Naturalmente SPI-CGIL del Veneto si mette in prima linea, protagonista odierno di questa serata con voi naturalmente e con anche esponenti politici, e poi sentiremo anche il punto di vista di un rappresentante della casa di riposo per capire le varie modi di intendere la realtà, quindi il sindacato da un lato, la politica, chi rappresenta l'opposizione in consiglio regionale, naturalmente la realtà delle case di riposo. Il tutto naturalmente supportato da elementi che sono in corso di evoluzione, per cui ci sono stati continui cambiamenti, le prospettive non si capisce bene quali possano essere. Certo che i finanziamenti sono decisamente pochi, sapete tutti quanti che per esempio Zai ha chiesto dei soldi per tutte le persone che tante volte ci scrivono, che hanno subito l'alluvione eccetera, e questi soldi, la risposta era ancora del Presidente del Consiglio precedente, ha detto non ci sono. Immaginate quindi che la situazione in cui noi versiamo in un paese in difficoltà. E allora vediamo di conoscere subito i protagonisti odierni. Ben ritornata Rita Turati, segretaria regionale generale dello SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie anche a Gino Ferraresso, segretario della CGIL di Vicenza. Grazie. Piero Ruzzante, consigliere regionale del PD, quindi in opposizione, in accanita situazione di lotta in Consiglio regionale. Fausto Tabelli, presidente IPAB La Casa di Schio. Buonasera. Grazie. E dopo cercheremo di capire anche perché Vicenza in qualche modo è stata scelta. Voi avete anche una particolare attività di collaborazione, se si può dire, oppure di confronto con la Casa di Riposo di Schio. Vediamo la situazione da quello che ha esposto lo SPI-CGIL e ha emanato un comunicato molto interessante col nostro servizio di copertina. La Regione continua a tagliare il sociale. Spending review di oltre 22 milioni di euro che andrà ancora a penalizzare i più deboli, i disabili, gli anziani. Lo SPI-CGIL invita il Consiglio regionale ad intervenire con correttivi adeguati per rispondere alle esigenze delle famiglie. Sulla via del risparmio nella spesa pubblica pare proprio che la Regione del Veneto non conosca altro che il taglio dei fondi destinati al sociale. Rita Turati, segretario generale dello SPI-CGIL del Veneto, non ha dubbi. Quella che si profila all'orizzonte è l'ennesima stangata sulle famiglie, su chi ha bisogno di assistenza sociosanitaria, sui più deboli. A una prima lettura del progetto di legge del bilancio regionale per il 2014 balza all'occhio il ridimensionamento ancora dei fondi per il sociale e per la non autosufficienza. La spending review alleggerirà infatti il capitolo sociale del bilancio regionale con un taglio che supera i 22 milioni di euro, oltre il 3% del fondo. Risorse rese indisponibili, cui effetti ricadranno ancora una volta sui cittadini più deboli, a partire dall'aumento delle rette delle case di riposo, alla introduzione di
sempre maggiori costi per i disabili. Stiamo assistendo insistturati ad un progressivo smantellamento dello Stato sociale che di questo passo sta rendendo irrilevante qualsiasi intervento a favore delle fasce più povere, se non ci si orienterà finalmente verso uno strumento chiaro, unico e trasparente per trasferire risorse alle famiglie in difficoltà. Le scelte della giunta regionale vanno infatti nella direzione più comoda della creazione di fondi ad hoc che lascia campo libero, è il dubbio fondato dello SPCGL, alla discrezionalità e non rispondono a regole certe di trasparenza e universalità delle prestazioni. Un segnale che nel ricco Veneto non esistono diritti per tutti, ma, se la giunta vorrà, l'elargizione di qualche piccola elemosina. Lo SPCGL del Veneto chiederà quindi che il Consiglio regionale intervenga con incisivi emendamenti per scongiurare che il capitolo dei servizi sociali non venga ulteriormente ridotto, assicurando per il Fondo regionale per la non autosufficienza almeno la stessa cifra, peraltro già ridotta rispetto al 2012, stanziata nel 2013. Segretaria, non facile la situazione. Tra l'altro si chiacchierava un po' fuori onda in un confronto anche con il consigliere Ruzzante. I numeri sembrano anche essere più importanti, no? Sì. Già sono angoscianti. Sì, ecco, tenga conto di una cosa, che noi purtroppo, tranne alcune, diciamo così, realtà provinciali dove c'è un tavolo di confronto che entra nel merito, e questa è la ragione, no? Lei stessa prima si chiedeva, capiremo il perché c'è Vicenza, abbiamo scelto Vicenza. Vicenza è una delle realtà in cui abbiamo confronti specifici, poi lascio a loro raccontare l'esperienza, in cui insomma abbiamo dei dati un po' più chiari. Ecco, ma uno dei problemi che noi abbiamo fondamentalmente come sindacato dei pensionati a livello regionale e più complessivamente come organizzazioni sindacali è avere confronti, tavoli di confronto con gli assessori competenti per capire che cosa sta succedendo. Cioè noi non abbiamo mai la possibilità di entrare nel merito delle migliaia di delibere che ogni mese la Regione emana sui temi che riguardano i pensionati, gli anziani, la non autosufficienza, ma più in generale diciamo così, i temi della salute, e soprattutto non riusciamo mai ad avere, oltre a questi dati, anche la dimensione economica di questo. E i cittadini che panorama possono Abbiamo avere? però visto che la CGIL è a congresso, questo è l'altro pezzo, no? E cosa vuol dire per i non addetti ai lavori? Per i non addetti ai lavori vuol dire che ogni 4 anni il sindacato va a congresso per rinnovare il proprio gruppo dirigente e per riaggiornare la propria proposta politica a livello nazionale come a livello locale. Quindi capire come muoversi, esatto. Insomma. Noi abbiamo finito in questi giorni la bellezza di 543 assemblee di base più 100 congressi che stiamo facendo, quindi 543 assemblee di base in tutto il Veneto con una percentuale del 10% di partecipazione su 209.000 iscritti che abbiamo parlato, come lei capisce bene, a un bel po' di persone. E il tema ricorrente di questi, che sono oltretutto il 38% degli elettori, no, adesso giusto per dirlo, non solo ti pongono un problema di sopravvivenza dal punto di vista economico, le cose che lei stessa ricordava all'inizio, no? Ma proprio che non riconoscono più il sistema a cui erano abituati come cittadini del Veneto nel momento del bisogno, no? I servizi e più che mai in un momento di difficoltà, perché attenzione, fosse in un momento in cui ci sono le vacche grasse, certo, guarda caso. fanno no, di necessità virtù, intervengono con il proprio reddito, ma i tagli che la Fornero e Monti e poi anche Letta in parte ha fatto, eccetera, chiaramente riducono il reddito, fanno i tagli ai fondi sanitari e sociali, riducendo diciamo così, le risorse a disposizione della Regione. È evidente che poi si riducono i servizi nel territorio, ma qui c'è di più e c'è di peggio. Qui c'è di più e c'è di peggio, dal nostro punto di vista. Già l'abbiamo denunciato diversi mesi fa, quando una delle tante delibere che Zaia ha sbandierato come una cosa, no, siamo all'avanguardia, i primi della classe, no? Per cui tutta la parte della non autosufficienza che a livello nazionale non è riconosciuta come spesa sanitaria se non in parte, hanno deciso che la fetta che riguardava in questo caso per esempio gli assegni di cura, che adesso non si chiamano più così, ma siccome
le persone la conoscono così, continuiamo a chiamare l'assegno di cura che danno in caso di bisogno assistenziale alle famiglie e le persone non autosufficienti, hanno detto: guarda, facciamo una cosa, siccome facciamo i primi della classe, mettiamo tutta questa fetta qua, la riconosciamo come livello essenziale di assistenza, valore circa 61 milioni, prendiamo questa quota, la mettiamo da un'altra parte, così liberiamo i fatidici 721 milioni del vecchio fondo, perché siamo fermi al 2009 come stanziamento regionale della non autosufficienza, la liberiamo per fare altre cose. Esito, voi avete trasmesso, e poi finisco come cosa generale che volevo dire, esito non solo diciamo così, la quota specifica riconosciuta nel fondo per la non autosufficienza a livello regionale è ridimensionata di 14 milioni di euro. Dai 721 ci sono 14 milioni in meno, nonostante questo trasferimento, diciamo, di costo sotto un'altra voce. Ma appunto questi soldi qui non si sa che fine faranno alla luce delle ultime notizie che sono arrivate proprio in questo momento, e questa è la ragione per cui noi siamo arrabbiatissimi. Il fondo sociale regionale proprio non esiste assolutamente più, non ci ascoltano e soprattutto diventerebbero la bellezza di 61 milioni più 14 di un fondo che è fermo da 5 anni. Allora, mi fa molto piacere avere qui oggi, stasera con noi, Piero Ruzzante, perché insomma lui ha in mano, diciamo, i dati certi e insomma capire anche qual è il quadro entro cui muoverci e vedere se è possibile fare un po' di massa critica, perché altrimenti tutto questo rischia di passare senza che ci sia la giusta reazione, insomma. No, non passare proprio, perché di fatto appunto, non passa noi proprio. ci metteremo che... di traverso, su questo non c'è alcun dubbio. Sì, onorevole, voi comunque, vabbè, per esempio martedì scorso 18 avete fatto una guerra strenua e la quinta commissione è riuscita. Però spieghiamo a chi ci segue da casa, alcuni capiscono bene certe dinamiche, altri proprio non riescono a racapacitarsi. Perché? Perché c'è stata una volta in cui abbiamo parlato anche in un confronto politico, dicendo se il sanitario si prende carico del sociale, avendo il sanitario più possibilità che non il sociale, che comunque a livello nazionale è stato sfalciato in tutti i modi, può sopperire a... Quindi questa era stata un po' semplicizzando al massimo, mi corregga lei che è più addetto ai lavori. Però in realtà le cose non tornano, quindi vediamo un attimo di fare il punto politico che poi è il punto effettivo della situazione. Cerco di essere il più semplice possibile, perché ovviamente le materie di bilancio sono complicate, però sono complicate apposta perché la gente non possa capire. Io cerco di essere semplicissimo. Prima questione, da 2 anni la Regione Veneto va in esercizio provvisorio, cioè non riesce ad approvare il bilancio nei tempi necessari entro il 31 dicembre, erano 30 anni che questo non avveniva nel Veneto. Perché? E qui spiego un attimo parentesi, perché? Cioè Perché il bilancio dovrebbe essere presentato al Consiglio il 1° di novembre e approvato entro il 31 dicembre. Quest'anno mi pare sia stato presentato il 19 di dicembre. Quali sono gli impasse? Cioè sono questioni allora, di gravità tipo queste? E qui arrivo al secondo punto, quindi arriviamo ultimi nell'approvazione del bilancio regionale a livello nazionale. Siamo la maglia nera. Ultimi. Lo ricordo perché, siccome qualcuno parlava di essere primo, invece arriviamo ultimi nell'approvazione del bilancio. Qual è la difficoltà del Veneto? Il Veneto è l'unica regione che ha fatto, diciamo, un Robin Hood al contrario. Ha messo le mani in tasca agli anziani, ai pensionati, ai disabili, al sociale, al sanitario, perfino potremmo dire alle opere necessarie per questo Veneto, penso al trasporto pubblico locale, penso alle opere idrauliche, ha preso queste risorse e le ha rimesse in tasca al 10% della popolazione più ricca del Veneto, attraverso un'operazione di Robin Hood al contrario. Abbiamo cioè rinunciato in 4 anni a 750 milioni
che derivavano dall'applicazione Ma perché questo? Cioè, dall'applicazione dell'addizionale IRPEF al 10% della popolazione più ricca, che veniva redistribuito tra i soggetti più deboli di questa regione. Siamo l'unica regione d'Italia ad averlo fatto. Questo ha messo in difficoltà i soggetti più deboli, che devono, secondo Zaia e soci, pagare la crisi. Cioè devono pagare di più la crisi i soggetti che sono più deboli. Questo comporta una impossibilità per questa regione di indebitamento, cose che invece altre regioni hanno la possibilità di fare, perché noi abbiamo esaurito la capacità di indebitamento. Quindi questo è un brutto affare, cioè, questo è il intenderci, secondo non è una ragionamento. questione facile. Potremmo aggiungere un terzo ragionamento che non è stato fin qui fatto, che riguarda un buco della sanità che abbiamo trovato nelle gestioni degli anni precedenti. Siccome questa gestione è sempre rimasta in mano a un partito negli ultimi 10 anni, è lo stesso partito che oggi governa la città di Verona e che poi scopriamo avere qualche problema nella gestione di quella città, visto che ci sono stati addirittura degli arresti in seno a quella giunta per motivi di corruzione. Allora, noi scopriamo che c'è un buco della sanità veneta di 1.300 milioni. Per qualche ora avevano smentito questa cosa, poi sono stati costretti a riconoscerla. Possiamo dire che ci stiamo indebitando per le generazioni future? Ecco, però la Regione Veneto non avanzava alla sanità dei soldi che dovevano venire, che erano degli avanzi ancora Sì, ma questi sono i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione e per fortuna sono arrivate queste risorse. Il governo Letta non ha fatto tutte le cose che aveva promesso di fare, però questa l'ha fatta. 24 miliardi sono stati pagati per i debiti della pubblica amministrazione. Che cosa succede? Succede che un bambino che nasce oggi, quando avrà 30 anni, continuerà a pagare i debiti della giunta Zaia e precedenti. Perché noi abbiamo contratto un mutuo, come se fossimo una famiglia, il Veneto, un mutuo di 80 milioni di euro per i prossimi 30 anni. È chiaro? Per pagare, per far fronte a quel buco della sanità che abbiamo causato. Quindi credo di essere stato molto didascalico e semplice. Cosa succede nel bilancio 2014? Scopriamo che circa 61 milioni di spese sociali, che vuol dire non solo l'assistenza alle persone non autosufficienti, che vuol dire non solo le questioni legate ai disabili, ma significa anche tutto ciò che contiene la malattia mentale, l'aiuto, l'assistenza sociale. Quindi per fare un esempio, un Alzheimer della situazione? Certo, assolutamente sì, assolutamente sì, quell'assistenza sociale che aiuta e sostiene le persone non autosufficienti, per esempio. Scopriamo che 61 milioni vengono coperti con spesa sanitaria e la stessa Regione Veneto dichiara, o meglio, gli stessi funzionari della Regione Veneto dichiarano che questa forma di copertura non è ammissibile. Quindi fingono di mettere questi 61 milioni di euro nel bilancio, tra breve qualcuno spiegherà che non era ammissibile mettere quelle risorse e non c'è copertura. Più 14 milioni che mancano sui fondi per la non autosufficienza. Per noi è inaccettabile che in una fase di crisi, già le scelte del passato hanno generato questa situazione per cui abbiamo messo le mani in tasca agli anziani, a coloro che vivono nelle case di riposo, ai disabili e le abbiamo messe nella parte più ricca del Veneto. Ma non è accettabile continuare a tagliare sul sociale e sul sanitario, anche se è vero che il governo Letta ha riconosciuto più risorse per il sanitario per la Regione Veneto in realtà. Quindi questo riconoscimento nel corso degli anni c'è stato un riequilibrio della spesa sanitaria a favore anche del Veneto. Ma non è accettabile che da parte della Regione Veneto ci sia un comportamento così miope che in una fase di crisi, anziché aumentare le spese per il sociale, va a tagliarle. È una cosa veramente incredibile, basta parlare con qualsiasi assessore agli interventi sociali di qualsiasi amministrazione, posso aggiungere di qualsiasi colore politico, e domandargli se negli ultimi 2, 3, 4 anni è aumentata o è diminuita la domanda di sociale, di assistenza da parte della popolazione che non ce la fa ad arrivare a fine mese. Questa io credo sia la cosa che noi cercheremo di modificare. È successa una cosa molto importante, cioè la Commissione Sanità
compresa i rappresentanti della maggioranza, hanno bocciato il bilancio della Giunta Zaia. Adesso cercheremo di correggere in Commissione Bilancio e in Aula quelle storture che sono state generate da un bilancio che arriva ultimo ed è un po' senza anima, noi l'abbiamo chiamato così. Infatti erano quelle È anche della un po' finto, perché se non Un ci sono bilancio coperture... fiction e Esatto. senza anima. Appunto. Voi come vi incanalate in Guarda, questo? Perché dall'idea, a parte che certe notizie sono proprio, non passano, cioè non fanno parte quasi... Non facciamo fatica a farle passare. Non passano, che poi alla fine se immagino chiedere ai nostri telespettatori, lo sapevate? Boh, no, di fatto no. Quello che un po' emerge è che siamo una regione virtuosa, che la sanità è una delle migliori, eccetera, quindi uno può immaginare cosa succede anche nel resto dell'Italia, che il sociale va bene, se tanti che vengono dal sud Italia dicono non lamentatevi voi in Veneto, non sapete quel che avviene qui da noi, però c'è un problema strutturale molto molto grosso. Voi come vi incuneate in questo come riuscite in qualche modo? È complicatissima perché ovviamente bisogna che riusciamo a metterci di traverso in un modo insomma visibile, come diceva prima, insomma, no? Perché nessuno ci dà udienza e quindi dovremmo immaginarci un modo. Noi non siamo in condizioni di far sciopero, siamo pensionati. Devo dire che su questo tema la pensiamo anche un tantino diversamente con i nostri colleghi, in particolare della CISL, diciamolo pure, perché loro avevano salutato questa fatidica delibera come una cosa assolutamente fantastica, eccetera, eccetera, e noi a dire guardate che poi alla fine succede qualcosa perché non esiste che una legge regionale si possa mettere e vinca, si mette in concorrenza con una legge dello Stato, vince lo Stato, perde la regione. Esattamente, ed è la cosa che è successa, no? Tra l'altro è successo anche sul piano casa, no? Sul piano la regione casa, ci aveva spiegato che si poteva continuare, esatto, no? Questa continua cosa, secondo me succederà anche su altre cose nel giro di breve. Allora, che cosa succede? La cosa che noi stiamo registrando è che poi le ricadute di questa situazione qui avvengono nei territori, avvengono nelle strutture protette. Adesso poi ci arriveremo fra un attimo, no? Per esempio, si stanno svuotando perché non ce la fanno più con quei tagli che, appunto, come dicevo prima, il fondo è rimasto lo stesso per 5 anni, adesso è tagliato di quasi 100, fa una vale quell'altra, alla fine la somma è questa, che cosa rimane? Allora, tagli gli assegni di cura, le case protette incominciano le strutture a non farcela più, già come abbiamo detto tante altre volte una fetta, siccome riducono la quota sanitaria che riconoscono le strutture, loro devono sopravvivere e tenete conto che qui c'è un altro passaggio, il lavoro, cioè il lavoro, perché dove o aumentano la retta delle case di riposo ai cittadini, e i cittadini, come abbiamo visto, fanno fatica a pagare, e i comuni, come diceva adesso il consigliere Ruzzante, non hanno più nemmeno loro i soldi per aiutare le famiglie, no? E se li tengono a casa, anche perché fa più comodo avere una pensione lì. Cosa puoi fare? Reagisci. A me piacerebbe riuscire a fare massa critica e mi chiedo come mai non ce la facciamo a reagire insieme ai sindaci, insieme a tutti, insieme agli enti gestori, i soggetti del volontariato. Non riusciamo a fare massa critica. Io la cosa che ho in mente di fare come sindacato di pensionati è usare appunto questo congresso proprio per fare sintesi su queste cose, per dire non è possibile, perché le persone non ce la fanno più. Bravissima, alla luce di quello che ha detto il segretario, adesso andiamo subito in pubblicità perché vedo che mi chiamano dalla regia, solo un velocissimo flash. Se le parti sociali riuscissero a fare insieme intanto, quindi già una unione anche lì, massa critica, secondo lei, perché no, con le forze politiche dell'opposizione o di quelle, si potrebbe ottenere qualcosa, secondo lei, che ha dentro i meccanismi? Potrebbe essere qualcosa di un elemento di rottura? L'anno scorso abbiamo spostato quasi 20 milioni di euro nella discussione del bilancio dall'inizio alla fine, quindi io credo che almeno il gioco ne vale la candela, insomma. Beh, certo, l'anno scorso abbiamo posto una priorità, quella della crisi, abbiamo dato risorse per il pagamento delle bollette alle famiglie, abbiamo dato soldi per l'inserimento dei lavori
lavoratori socialmente utili. Quest'anno porremo anche una questione che riguarda gli anziani, che non è che non gli riguarda, è quella dei giovani laureati che escono dall'università ma noi siamo d'accordo, e se ne fuggono all'estero. No, ma il lavoro conosco prima la di tua tutto, su questo non ci sensibilità e piove. quindi non ho Perché ombra ne di dubbio accenniamo anche perché poi da questo punto è di un vista. interesse Quindi... molto... No, perché attenzione, mi ricollego a un fatto di cronaca e poi vado in pubblicità, giuro. Il caso dell'anziano che è morto carbonizzato proprio qua a Padova, no? Sì. Che ha fatto discutere a livello nazionale l'abbandono degli anziani, eccetera. Certo. I figli che erano in un'altra città, certo. E che non lo trascuravano perché poi andavano a visitarlo periodicamente, ma diventerà un must del domani. Quando con lo Spino abbiamo affrontato tanti capitoli del discorso della non autosufficienza delle case di riposo, in cui si diceva la famiglia deve dare, deve integrare, la famiglia non ci sarà più che potrà aiutare gli anziani, tutti coloro che adesso sono, mettiamo sessantenni, diventeranno anziani, perché i figli stanno andando via, quindi non ci sarà neanche la visitina settimanale, sarà la visita mensile per chi potrà permettersi. L'esperienza degli anni passati è che con un'alleanza delle forze sociali, dei territori, dei comuni, dei rappresentanti delle case di riposo, delle associazioni, riusciamo a spostare considerevoli parti di questo bilancio. Riflettiamo su questo aspetto che è molto molto importante. Pubblicità, torniamo tra pochi secondi.